Roberto, la prima cosa che ti chiedo, che ne pensi dell'esito del Consiglio federale? A, B e C ripartono? Ripartono perché i professionisti hanno esigenze, impegni, dai diritti televisivi alla pubblicità, a lavorare, perché nel senso che lavorano, sono dei lavoratori a tutti gli effetti e quindi tu capisci che devono lavorare. Assolutamente. Hanno la possibilità di controlli che non abbiamo noi e quindi praticamente hanno le possibilità di medici eccetera eccetera. È giusto che riparta perché, come sai, diciamo che il professionismo è quello che ci trasporta a noi dilettanti, e quindi facciamolo ripartire, che magari con questa accusa anche, che così io ci vedo anche una cosa positiva, nel senso che da un punto di vista medico i nostri dilettanti o pseudo dilettanti che vogliono scoppiazzare perché viviamo di simbiosi, magari devono capire che nelle proprie società avere un medico a disposizione, fare qualche accorgimento, sanificare qualche spogliatoio dei nostri campi dimenticati, non sarebbe male, insomma. Questo è l'augurio che ci facciamo in questi momenti di sosta. A proposito di dilettanti, ovviamente dico, già l'hai accennato, l'hai fatto ben capire, insomma, ritieni giusto che i campionati dilettantistici non ripartano invece? Sì, i campionati dilettantistici, il protocollo che c'è, io ne ho letto più di uno, ne abbiamo analizzato più di uno, abbiamo fatto un paio di direttivi nazionali noi con l'AIEC, ed effettivamente visti i protocolli e viste come sono le condizioni dei controlli dei dilettanti, perché l'attività dilettantistica alla fine è, diciamo, tra virgolette, un passatempo, no? Sì. Quindi però deve essere fatto in condizioni ottimali. Noi purtroppo le condizioni ottimali sono quelle che sono, perché si fa in campi decenti e campi tra virgolette sempre indecenti, sì. E quindi le situazioni mediche, come sono tutti i lavoratori, diciamo, dipendenti o chi va al lavoro, le attività o i supermercati, quello che abbiamo visto, fare dei protocolli per i dilettanti in questo momento è una cosa impossibile, perché poi dei dilettanti bisogna anche suddividere calcio giovanile, che se le scuole sono chiuse mi pare chiaro che non si poteva riaprire le scuole calcio, come qualcuno ogni volta accenno, mi telefono, ma sai, io assolutamente non se ne parla nemmeno, anche perché ci vogliono i genitori coraggiosi che poi li portano. Quindi il calcio dilettantistico, io direi però che questo momento di sosta non è stato sfruttato a dovere, soprattutto anche dai dilettanti. Migliorarsi da un punto di vista organizzativo, ho sentito solo i tifosi che magari vogliono che le squadre giocano, ma le strutture, l'organizzazione societaria è rimasta ferma, tutta a invocare aiuti che purtroppo, ahimè, per i dilettanti ne arriveranno pochi il prossimo anno, perché chiaramente vivendo di contribuzione privatistica, diciamo, con questa crisi di industrie, di attività normalissime come sono i bar, come sono le nostre realtà che conosciamo, chiaramente ridurranno il loro rapporto, e questa è una cosa che sinceramente le società organizzate mi hanno invitato in una discussione in Veneto. Le società, siccome erano un'organizzazione diversa da quella nostra, perché da noi si risparmia sul segretario, si risparmia sul ragioniere, si risparmia su tutto, poi la società non ha nemmeno un borderò, lì le società del Veneto, anche quasi della Lombardia, le scuole calcio con questi decreti adesso ci sono dei progetti, forse guadagneranno, no, che hanno perso, perché praticamente c'erano le società organizzate con i borderò mensili, dove i pagamenti delle scuole calcio all'inizio dell'iscrizione gli viene dato il bollettino e il bonifico, e i genitori addirittura scaricano la quota parte fino a 350 euro che si può scaricare. Da noi le scuole calcio purtroppo non mi risulta che ci sia questa organizzazione, forse c'è il custode del campo, qualcuno che ritira le somme a mese, così, quindi se tu ti devi dire che ammazzo la scuola calcio è chiusa, e non so, a febbraio, a gennaio incassavi 5.000 euro, che adesso sparo una cifra, per pagare l'impianto, i collaboratori, te lo devi dimostrare per riprendersi. Ma se tu hai 000 non puoi dire ma io qui sono disperato. No, non sei disperato, perché lo Stato sta aiutando a chi ha fatto ufficialmente noi abbiamo fatto anche uno sportello per gli allenatori
dilettanti, sì, e ne hanno prese 600 euro, adesso ne prenderanno 800, perché la società era regolarmente registrata al CONI, ok. il presidente gli ha fatto l'attestazione, quindi qualche piccola cosa, se si organizzano in futuro, secondo me restano le società sane, perché magari sane è comunque quelle organizzate. E infatti stavo per chiederti, tu dici che qui in Meridione insomma non si è approfittato di questa situazione, ma è possibile dire che forse è l'occasione giusta per fare una scrematura? Allora, qui si parla di geopolitica, poi se il mio presidente, il vicepresidente nazionale, il mio grande amico Morgano, il presidente Lopesti, poi magari mi possono bacchettare. Però dico, c'è un problema, la Lega dilettante, come tu sai, vive di affiliazione, di numeri, e purtroppo questa cosa a livello nazionale, se la Campania ha 800 società e la Sicilia 799, si fa la corsa a averne 801, no? Sì. Dico la Campania per dire che quello è il riferimento alla Sicilia. Quindi non è che si va, sì, vero, leggo che si amplia la terza categoria. La terza categoria sì, hanno preso 120 società per recuperare tutte quelle che falliscono. Però io che un po' di calcio l'abbiamo fatto e ho visto fallire tutti quelli che sono arrivati in Serie C e tutti quelli che sono arrivati in Serie D, e ti può dire Scortiano, Tomazzara, Leon Portese, eccetera, eccetera. Assolutamente, sì. Perché quando tu ci arrivi, nel momento in cui non c'è niente dietro, come diciamo noi, e si va a prendere una squadra di 20 persone che vivono e mangiano e dormono, cioè fanno una vita da professionista e dilettante, è chiaro che i costi vanno a finire dove vanno a finire. Okay. E quindi io suggerirei in questo momento, sai, per ripartire e per fare sport a tutti ed essere vive, perché ora qui la società parlano che muoiono l'eccellenza in promozione, e muoiono perché non si è mai curato il settore giovanile in una certa maniera. Esiste un campionato che si chiama Juniores, dove le partite, è uno scandalo in questo momento come sono state fatte fino adesso, perché è obbligatorio. Non so se tu hai avuto modo di seguire qualche cosa. Assolutamente partite sì. che iniziano in 8 persone, partite che invece il lunedì si fanno il mercoledì, il giovedì, il sabato, quando hanno tempo. Avrebbero una Juniores a un certo livello, domani si partono perché hanno i ragazzi locali, invece siccome ci sono giocatori argentini, giocatori di fuori, chi è distante 800 km, chi è distante, quindi è chiaro che questa cosa non può ripartire, quindi il campionato juniore sarebbe da santificare in questo momento e dire si gioca il sabato alle 15. Parliamo di allenatori, Roberto. Per gli allenatori c'è una norma che è passata, che già quest'anno andava a pieno regime con la stagione 2021, Sì. che praticamente è l'obbligatorietà per tutte le società di avere l'allenatore in panchina, e questa sarebbe una cosa buona. È già qualcosa. È buona, soprattutto anche nelle squadre giovanili, dove purtroppo le scuole calcio, gli allenamenti provinciali, gestite in maniera così come sono, non possono andare avanti, anche perché la federazione, se continua a fare i corsi, e anche la Lega dilettanti di incassare somme, agli allenatori gli devi dare la possibilità anche di potersi esprimere, Ovviamente. o di poter fare, applicare quello che hanno studiato, e quindi questo è una norma che ci teniamo e che comunque è stata difesa, e che comunque andiamo in buonissimi accordi con la Lega dilettanti. Ci sono delle proposte ora su questo momento di crisi, addirittura di cercare di salvaguardare i famosi contrattini o di avere la scrittura privata, perché tutte le attività si fermeranno il 4 di marzo, in teoria, eventuale vertenza, eccetera, eccetera, però per la parte restante stiamo facendo un accordo tra la Lega Dilettanti, che potrebbe mettere un mese l'associazione degli allenatori, e un mese si vede perché difficilmente i campionati dilettanti arrivano fino a giugno, quindi c'era da non fare perdere nessuna cifra a nessuno, che molto probabilmente noi, a proposito, questi allenatori che allenano in Serie D, stiamo cercando un accordo per avere la possibilità di fare dei contratti biennali. Penso che cosa potrebbe implicare? Che le società si organizzano, e se poi vogliono puntare alla Serie C ci arrivano con allenatori già programmati, perché come sai la Serie D è un campionato dilettantistico, si potranno fare contratti solo annuali. Sì. Fare una buona programmazione delle belle realtà, tu capisci che si può anche osare. Il famoso neo di cui tutti si lamentano, ma poi alla fine purtroppo ogni anno c'è qualche esempio, degli allenatori, tra virgolette, tra mille virgolette, prestanome. Che si può fare? Allora, noi a volte, noi non siamo né FAGB né l'FBA, eccetera, eccetera. Voglio dire, noi abbiamo quelli che troviamo, riusciamo a segnalarli. Questo fenomeno comunque si è ridotto di tantissimo negli ultimi anni. Sì. Resistono un caso in eccellenza,
due casi in promozione, ma noi all'epoca siamo stati, diciamo, anche quelli che abbiamo bacchettato a Pagani, che si è presa la sua sonora squalifica e ha preso una multa perché non aveva titolo. Quindi noi lo diciamo, però a volte succede che, lo dico, i nostri cari allenatori che vengono sostituiti da un allenatore che non ha titolo o perché era tesserato, eccetera eccetera, se io lo chiamiamo, io parlo con l'associazione di scusa, ma tu hai visto questa, però a me non mi interessa, il presidente a me mi deve pagare, da noi c'è sempre un po' di come dire, c'è noi stessi, gli allenatori, che difficilmente è un allenatore che dice vero, l'ho visto e allenava a Tizio. Noi dobbiamo andare su internet, Facebook, andarci a fare una passeggiata, vederlo, e dire vero, vedevo io Roberto Bellomo che non aveva titolo in quella panchina. Ma se ci sarebbero, noi cerchiamo sempre, e lo diciamo in tutte le convention che facciamo, di avere un minimo di dignità professionale, ti fai fare un contratto e te lo vai a rispettare. Molto spesso questi che comunque sono esonerati, c'è anche una percentuale che abbiamo studiato, sono quelli che a luglio prendono la panchina e non, siccome sulla fiducia del presidente non hanno nessuna scrittura privata, glielo fanno a gratis, a titolo gratuito. A titolo gratuito, se tu sei soggetto che dopo 3 minuti ti manda il presidente e non hai titolo a niente. Io l'ultima cosa, è Peti Libero. No, tranquillo. Una curiosità, perché nei dilettanti, almeno nei dilettanti, visto che non si parla di professionismo, non permettere agli allenatori di far come i calciatori, cioè di poter cambiare panchina anche se in campionati diversi nel corso della stessa stagione? Allora, ascolta, nei dilettanti nessuno è a rimborso spese, solo il campionato di Serie D, perché è una porta per un semi-professionistico, ha un rimborso spese ai sensi del CONI delle diarie giornaliere, che si possono fare in pochi contrattini. Dall'eccellenza alla terza categoria non esiste, si gioca a gratis, ufficialmente non ci sono rimborsi. L'allenatore ha un rimborso che può andare da 0 al massimale, che in eccellenza è 10.000 euro, o per l'allenatore UEFA arriva anche a 25.000 euro, dove ha un rimborso spese forfettario, che loro lo dividono a mese, ma è un rimborso spese forfettario, che non è uno stipendio, una cosa da fare, è un rimborso spese, punto. Così diciamo a piede lista, nel senso che io posso mettere 1.000 euro come posso mettere 5.000 euro, che me li dividi in una rata, in 2 rate, in 5 rate e finisce là. Però siccome l'attività dilettantistica inizia il 1° luglio e finisce il 30 giugno, il vincolo è per la stagione sportiva, quindi in qualsiasi periodo inizia, o a luglio, o a agosto, a settembre, finisce sempre al 30 giugno. C'è la possibilità di avere un rimborso certo, perché quella è una figura qualificata e scritta all'albo. Cioè, questo è il riassunto, quindi i calciatori vanno e vengono, mentre l'allenatore ha un numero di matricola, partecipa obbligatoriamente agli aggiornamenti che abbiamo fatto di recente, che ormai si chiama licenza da allenare, ed ogni triennio, se non fai 15 ore di aggiornamento, significa 5 ore ogni anno, la licenza si blocca. Però in campionati diversi, proprio perché si parla di non professionisti che quindi potrebbero potenzialmente accordarsi a 0, ripeto, non nello stesso campionato. Ma vedi che cos'è? È che questa trafila di 9 campionati, 9-10, quelli che sono, la chiama in Italia, l'UEFA purtroppo, siccome abita allenatori e siamo tutti abilitati UEFA, in altre nazioni non c'è una cosa come da noi. In altre nazioni, se tu vai in Inghilterra e lì l'allenatore obbligatorio solo in Serie A, poi dalla Serie B finisce che giocano nei parchi, giocano chi vuole allenare, ci sono delle altre regole, quindi purtroppo noi siamo stati bravi che abbiamo un'organizzazione, 9 campionati, perché tu parti dalla terza categoria, sono 9, abbiamo un albo, abbiamo una serie di cose che praticamente diciamo siamo più avanti degli altri, però queste norme si devono unificare, non si può fare che si cambi, quindi se in altre regioni l'allenatore diciamo dilettante non lo può fare, non lo possiamo fare manco noi, questo è il concetto. Ok, chiarissimo, direi che sei stato più che esaustivo, quindi a posto così. Va bene. Giornalmente ti leggo. È troppo buono. Figurati. Va bene, grazie. Va bene, un gran buon lavoro, un buon abbraccio. Ciao, grazie a te, ciao.